Benvenuti, oggi è sabato 14 dicembre 2024. Il sole sorge alle 7.06 e tramonta alle 16.42. La luna sorge alle 15.36 e cala alle 6.11. La Chiesa oggi celebra San Giovanni della Croce. Il nome Giovanni ha origine ebraica e significa dono del Signore. Oggi 14 dicembre è il Monkey Day, letteralmente la festa nella quale si celebrano le scimmie. Nata per gioco da un'idea di alcuni studenti del Michigan State University, si è dimostrata un'occasione per imparare qualcosa su questi primati altamente intelligenti e sensibilizzare l'opinione pubblica intorno alle sorti di alcune specie a rischio. Le scimmie non giocano solo un ruolo cruciale negli ecosistemi, ma hanno anche un posto speciale nella cultura popolare e nella spiritualità, considerate come simboli di intelligenza e curiosità. Inoltre alcune specie, come le scimmie cappuccine, hanno un sistema sociale complesso in cui le alleanze e gerarchie giocano un ruolo molto importante. Festeggia 59 anni il cantautore, polistrumentista e scrittore italiano Vinicio Capossela. Lanciato da Francesco Guccini, pubblica il primo album nel 1990 e vince la targa Tenco. Nel 2004 scrive il romanzo Non si muore tutte le mattine. E sono 45 le candeline per l'ex calciatore inglese Michael Owen, vincitore nel 2001 del Pallone d'Oro. Ha giocato nell'attacco di Liverpool, Real Madrid, Newcastle e Manchester United. E infine compie 42 anni la showgirl Elena Barolo. Dal 2002 al 2004 è stata velina bionda di Striscia la Notizia con Giorgia Palmas. Ha studiato recitazione a Milano e frequentato un master all'Actor Studio a Los Angeles. Nel 2015 è stata giudice a Voglio essere così e nel 2023 è apparsa nel programma Un armadio per due sulla 5 come coach e giurata. Con gli accordi di Dayton, formalizzati a Parigi il 14 dicembre 1995, fu messa la parola fine alle sanguinose guerre civili jugoslave, decretando la dissoluzione della Jugoslavia e la nascita degli stati indipendenti di Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia e Montenegro. Ma sapete perché nel deserto ci sono i miraggi? La sabbia arroventata scalda l'aria a diretto contatto con il suolo, facendola diventare meno densa di quella superiore. La differenza di densità dell'aria produce il fenomeno della riflessione dei raggi solari, con conseguenti creazioni di immagini di laghetti che in realtà non esistono. Stesso effetto si potrebbe aver notato in autostrada. Le pozzanghere che si vedono sull'asfalto sono dei veri e propri miraggi. Buon weekend ai 12, una briosa luna in gemelli che si pone in trigono con Venere e contatta tutto il resto del planetario, sembra dare brio a questo weekend zodiacale. Vediamo come. Ariete, sicuramente per voi la luna in gemelli è foriera di tanti nuovi incontri, comunicazioni, amici, socialità e soprattutto dialoghi ritrovati in amore. Toro. La Luna oggi si sposta nell'area delle finanze, strizzando l'occhio a Giove, pensa un po' a delle strategie per ottimizzare un po' il vostro agio e il vostro comfort. Ottime notizie anche da Venere e Plutone, che sono in ottimi rapporti con l'Urano che ospitate, che sembra nel suo moto retrogrado essere molto più gestibile del solito. Gemelli, la vostra giornata è una giornata splendida, la Luna oggi incede nei vostri gradi e presto raggiungerà Giove
per cui si espanderà ambiziosamente verso un momento di benessere, di ambizione, di dialogo e di comunicazione. Il suo trigono con Venere vi riporta amore e serenità affettiva. Cancro, una luna oggi da spettacolo, il vostro pianeta sta assolutamente dandovi tutte le dritte, i suggerimenti per ottimizzare le situazioni, per arrivare dove volete. Con la dolcezza del resto si sa, si ottiene tutto e voi Cancro in questo siete maestri. Leone, la giornata di oggi è una giornata molto interessante proprio perché vede nell'area delle amicizie e delle affinità elettive un trionfo della Luna, ma anche Mercurio, che sembra molto meglio disposto nei confronti di Marte, sembra dare degli input molto positivi. Venere in opposizione vi ricorda di non essere troppo pretenziosi rispetto al partner. Vergine, la giornata di oggi si apre con una luna di quadratura, probabilmente ancora qualcosa non è del tutto chiaro, ma in amore dovrete lottare perché tutto sia limpido e soprattutto per avere conferma dei vostri sentimenti, se sono ricambiati e tutelati o meno. Bilancia, bellissimi trigoni di Luna e di Venere, sia la Luna in Gemelli col suo trigono che Venere dall'Acquario sono assolutamente vostri complici. Inizio un weekend all'insegna della seduzione e del divertimento. Scorpione, la buona notizia è che la Luna ha smesso la sua dispettosa opposizione, quindi risale l'umore e tutto sembra avvicendarsi in una maniera un pochino più morbida. Per questo weekend stasera fatevi belli e soprattutto tirate fuori il vostro immancabile fascino scorpionico, avrete fortuna. Sagittario, una giornata oggi decisamente molto piena, proprio perché i pianeti collaborano abbastanza con voi per stimolarvi in maniera giusta. La Luna con Giove vuole segnalarvi ancora l'obiettivo da raggiungere e sicuramente lo otterrete. I trigoni degli altri pianeti vi esortano alla benevolenza e vi portano fortuna nelle questioni pratiche. Capricorno, la Luna perde il suo trigono con voi, si sposta in un'area un poco captabile da voi, non amate le cose non dette o le cose poco chiare. Oggi farete di tutto per esigere chiarezza dalle vostre relazioni e dai vostri rapporti amicali. Acquario, a proposito di amicizie, un tripudio, il vostro segno zodiacale è assolutamente molto più portato degli altri per questo genere di relazione. La Luna in Gemelli peraltro oggi facilita la dialettica e la visibilità sociale. L'amore è molto vicino e sta entrando nel vostro cuore piano piano, lasciatevi andare. Pesci, luna di quadratura in Gemelli, una luna ambiziosa che vi mette un po' d'ansia. Oggi penserete a come arrivare a ottenere degli obiettivi che avete nel cuore e che presto, prima o poi, si concretizzeranno dandovi molta soddisfazione. Da un progetto dell'architetto José María Castel, il 14 dicembre 1947 è stato inaugurato a Madrid lo stadio del Real con il nome di Nuovo Stadio Chamartín. Il 4 gennaio 1955 è stato ribattezzato Santiago Bernabéu in onore del grande presidente del club dal 1945 al 1978. Less is more, tradotto alla lettera significa meno è di più. Ha origini nel mondo dell'architettura, dove si cerca di creare edifici essenziali, ma non finisce qui. Questa filosofia si è diffusa anche in altri settori, come quello dell'abbigliamento. Potete applicarla anche alla vostra vita quotidiana, concentrandovi sulle cose che contano davvero. Cercare sempre di raggiungere ed avere qualcosa in più può portare agli stessi problemi di chi ha qualcosa in meno. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto del giorno è Nostradamus, il visionario più famoso della storia, conosciuto per i suoi stati di trance, attraverso i quali rivelava, secondo lui, eventi futuri.
Iniziò la stesura delle sue profezie nel 1554, utilizzando giochi di parole e varie lingue per evitarne una facile decifrazione. Le reazioni furono diverse, alcuni pensarono che fosse un servo del diavolo, un impostore o un matto, gran parte dell'élite credeva invece che fosse realmente un visionario. Ci salutiamo con la frase del giorno. La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare. Il nostro appuntamento quotidiano termina qui, ma non preoccupatevi perché vi aspetto anche domani, sempre pronta a raccontarvi nuove curiosità col nostro imperdibile almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.